Primo maggio a tinte fosche, la festa dei lavoratori diventa la commemorazione dei disoccupati. L'antica locomotiva economica del nord-est deraglia. In 6 anni di crisi sono stati persi 90.000 posti, 350.000 i disoccupati, un 13% che diventa il 25,3% per i giovani. Anche in provincia di Venezia continua a crescere il numero dei nuovi poveri, quelli italiani che con la perdita del lavoro hanno perso tutto. Se non c'è un'entrata, per forza di cose non mangi, non paghi l'affitto, non paghi le bollette, non paghi l'assicurazione della macchina, non paghi niente. Se non hai entrate non paghi niente, se non c'è lavoro non hai entrate, ergo per cui non hai niente. A parlare è un quarantenne di Dolo. Ha perso il lavoro 3 anni fa, 3 anni senza salario. Anche lui è una vittima della crisi. Ha scelto il 1° maggio come simbolo per lanciare un grido d'aiuto. Con un messaggio inviato alla redazione di Antena 3 racconta la sua storia, emblema di tante altre. Lavorava in un calzaturificio, poi con la crisi è scivolato prima nella mobilità per poi precipitare nella disoccupazione. Adesso si sente tagliato fuori da ogni possibilità. Sei fuori, non c'è più niente da fare, sei fuori. Gli aiuti della Caritas non bastano più. Michele ha la responsabilità della propria famiglia. Per questo sta prendendo in considerazione anche di andare all'estero. Deve trovare un lavoro, ma non è facile. Lui però non si arrende e lancia un appello a chiunque lo possa aiutare. Volevo rivolgermi a tutti gli imprenditori che stanno seguendo Antena 3. Se avete bisogno di una persona pulita, se avete bisogno di una persona pulita anche dal punto di vista penale, che non ha problematiche né fisiche né personali e che ha tanta voglia di lavorare, vi chiedo per cortesia, aiutatemi, contattate Antena 3, vedrete che non ve ne pentirete, datemi una chance.